A quanto pare non sarà Spinea ma Mira il primo comune della provincia di Venezia a celebrare un matrimonio tra due persone dello stesso sesso, un'ipotesi resa possibile dopo l'approvazione della nuova legge sulle unioni civili. A precedere Gino e Lorenzo, la coppia di lungo corso che dopo 41 anni pronuncerà il fatidico sì nel municipio di Spinea, c'è infatti una coppia di donne della Riviera del Brenta che viceversa ha scelto almeno per ora un profilo più basso, così come lo stesso sindaco Alvise Maniero che afferma di non conoscere le future spose. Perché è una cosa normale, l'unione di due persone che si vogliono bene e noi vogliamo mantenerla così, è una cosa normale, quindi non pubblicizziamo né nomi né date né luoghi e così secondo noi deve essere. Siamo molto felici se saremo il primo comune, come sembra essere, e mi sembra un bellissimo messaggio culturale. Le cosiddette unioni arcobaleno sono e rimangono però un argomento che ha provocato e provoca dibattiti, se non addirittura polemiche, a volte anche molto aspre, sia quando la norma veniva discussa in Parlamento, sia dopo la sua approvazione, a seguito della quale anche in Veneto alcuni sindaci contrari alla legge hanno annunciato di voler esercitare una sorta di obiezione di coscienza nel caso si trovassero di fronte alla richiesta di officiare un matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Quando ci si insedia come sindaci si fa una cosa che è giurare sulla Costituzione. Questi sindaci prima di protestare dovrebbero leggersela bene e scoprire che la legge si ottempera, si obbedisce e poi le posizioni personali vanno tenute fuori dal comune. Noi qua siamo al servizio dei cittadini e alla legge si obbedisce. Se dovessi officiare lei queste nozze, ha in mente di dire anche qualcosa di particolare, visto che si tratta di un'occasione per così dire storica? Farò le congratulazioni sicuramente, ma per me il messaggio più importante è la normalità di questa cosa. Due persone che si vogliono bene decidono di stare insieme e non c'è nient'altro da dire.